Buongiorno Italia! Ti mi vedi tutto vestito fighetto, tutto preparato? Cosa che succede? È giornata di marchette! Dove famo? Qua in laboratorio? Famo di là? Famo un po' in giro dappertutto, anche sul tetto del camper, se no te ti annoi. Ma cosa sarà arrivata mai sta settimana? Roba interessante, roba per camper, roba che ti interessa? Prima provo questa che è la più facile. Innanzitutto chi è che ci manda questa roba? Questa roba ce la manda la Alien Light. Ti ho già spoilerato cosa c'era dentro. Mica sarà di cattiveria. Guarda cosa abbiamo dentro. Dentro ci abbiamo questo aspirapolvere molto carino, piccolino, compatto, alimentato a 12 volt. C'è in versione sia bianco che nero. Io ho scelto il nero. Tra le varie scelte c'è anche la possibilità di sceglierlo con filo o senza filo. Io personalmente l'ho scelto con il filo perché, per quanto possa essere comodo con la batteria, resto dell'idea che purtroppo una batteria, quando non è cambiabile, intercambiabile, ha la sua vita, i suoi 2-3 anni di vita, e dopo probabilmente cosa te ne fai? Te l'attacchi e butti via il tutto. Mentre con il cavo puoi continuare a utilizzarlo tra virgolette all'infinito, oltre, per carità di Dio, non avendo cali di potenza. Che altro ci abbiamo dentro? Ah sì, hai il primo beccuccio che va inserito nell'aspirapolvere e il secondo beccuccio con la spazzolina, opzionale se lo vuoi, per tirarti su magari un qualcosa tipo peli di cane o qualcosa che è nei tappeti, che glielo attacchi sopra. Infine poi dentro alla scatola trovi anche il librettino di istruzioni, il quale o ti insegna a utilizzare l'aspirapolvere o ti insegna a essere meno spazzone. Sì, esatto. Anche tu mi starai dicendo: Singano, taglia, attacca, fammi vela! No, perché sono curioso anch'io, perché non l'ho mai acceso, l'ho aperto qua davanti a te, cioè non lo so come va. Non so come va, nel senso che di solito gli aspirapolveri a 12 volt viaggiano sui 75 watt, ok? Quelli un po' più potenti viaggiano sui 75 watt. Questo qui è contrassegnato, poi non so se in realtà è vero, come 120 watt, quindi dovrebbe essere insomma un bel pochino più potente. Adesso vediamo. Non ha spie che ti indicano se sta passando corrente oppure no, però vabbè. Per l'accensione, come puoi vedere, c'è un semplice pulsantino qui dove vi è l'impugnatura della mano destra. Poi io accendo. Oh yeah. Mi tira giù abbastanza corrente, sì, perché vedi c'è la lampadina LED, guarda come va giù. Wow. Ok, quindi sì, molto probabilmente è 120 watt. Comunque io adesso provo a togliergli, ok, lo spazzolino, e fammi vedere. Oh, un pelo, bene, due peli, che lusso. Vieni. Allora, non so se qua vedi, c'è un pelo, un pelucco, un pelo e un altro pelo, e qua un altro, no, questo è uno striscio. Ok, aspetta, e questo è un pelo, sì. Ok, proviamo, fammo la prova. Ok, qua e là. Allora, per tirarli su, li ha tirati su. Tu mi dirai: Singano, vale la pena prenderlo o non prenderlo? Allora, ti devo spiegare una cosa. Come articolo, se paragonato agli altri aspirapolveri a 12 volt, senz'altro è in linea con la qualità di mercato. Non l'ho trovato particolarmente superiore come potenza. Io lo paragonerei tranquillamente a un 75-80 watt. Fermo là che riprovo. No, effettivamente no, ok, ti dà più l'effetto ventosa sulla mano, effettivamente c'è una buona aspirazione, quello sì. Certo, però se non hai mai provato questi apparecchi a 12 volt, perché ricordo stiamo andando a 12 volt, quella è la cosa interessante di questi unboxing che ti sto facendo,
non me lo puoi assolutamente paragonare a un aspirapolvere da casa, un aspirapolvere che va col 220, perché io ora ho l'aspirapolvere a 220 nel camper, no? E certo utilizzerò ovviamente per questioni di consumi nel periodo invernale anche questo, no? Certo c'è una bella differenza tra l'aspirapolvere da casa a 220 e l'aspirapolvere portatile da 12 volt. È chiaro, non per la qualità dell'aspirapolvere, ma per il tipo di alimentazione, per la potenza che gli arriva. Non so neanche quanto costa, comunque poi ti metto il link, dovrei avere anche un codice sconto per i tu delle puntine. Sì, guarda qua, 120 watt e ti ciuccia 6 ampere. Ovviamente so già che non andrà per nulla bene come aspirapeli del cane, per i cani a pelo corto. Questo perché già l'aspirapolvere che ho, quello potente a 220, ok, quello da casa, già fa ben poco coi peli del CP, figuriamoci uno 12 volt. Questo qui va benissimo per tirar su la polvere, quelle bricioline, hai capito, tutte quelle cose che non sono particolarmente ostinate a venire via. Per spiegarti la potenza però, ragazza, allora io riprovo a farti vedere un attimo la ventosa, però la cosa migliore era vederlo di persona, ma vedi, qui mi si mette in difficoltà, cioè guarda, vediamo casomai come si comporta col cellophane, così ti rendi conto. Ok, perlomeno il cellophane non si staccava, quindi buona cosa. In ogni caso, per esperienza che ho già provato, questi azzeggi a 12 volt ti vanno benissimo se gli attacchi questa spazzolina, perché la spazzolina muove lo sporco e la polvere, ok? Quando ci passa l'interno, no, dell'aspirapolvere che è posto dentro alla spazzolina, quello lì tira su quello che è stato smosso dalla spazzolina, quindi effettivamente tiri su abbastanza bene. Con questo qui è un 20% circa meglio rispetto agli altri, perché ripeto, aspirapolveri a 120 watt io non ne ho mai visti, almeno su Amazon non ne avevo mai visti. Concludendo, Singa non lo consigli? Sì, solo se hai già provato aspirapolveri a 12 volt. Allora vedrai che questo sarà un bel pochino superiore agli altri che hai provato, però attenzione, risottolineo a 12 volt. A 12 volt cosa significa? Che non devi accendere l'inverter, che non ti consuma particolarmente tanta energia, quindi è indicato a qualsiasi camper e a qualsiasi anche auto, insomma, perché voglio dire, tutti hanno l'accendisigari perlomeno nella parte di guida. Bene ragazzo, continuiamo col secondo unboxing. Sempre l'Elian ci manda, hai indovinato. No, non è che hai indovinato, hai visto? Adesso ti spiego cosa serve. Bene ragazzo, allora questo è un compressore portatile, può svolgere varie funzioni. Allora ti dico, solitamente viene utilizzato per emergenza, diciamo per rigonfiare i pneumatici. Nel mio caso invece lo utilizzerò per le sospensioni ad aria, però è anche vero che puoi utilizzarlo per gonfiare canotti, anche se la vedo dura. Comunque adesso lo mettiamo subito alla prova, e palloni. Guarda, fa anche la torcia. Ah, ora ho capito cos'è sta roba. È la maniglietta che credo che io toglierò, perché sì, non credo che mi serva. Vabbè, ma la puoi anche piegare così che non dà fastidio. Ok, ritiro tutto, la terrò. Beh, l'utilizzo è estremamente semplice. Guarda, attacchi una parte della gomma dell'aria qui dietro e l'altra parte poi la puoi collegare al pallone piuttosto che alle sospensioni ad aria, piuttosto che ai pneumatici. In dotazione ci sono già i 3 tipi di beccucci, tra cui quello metallico fino per i palloni. Nel mio caso non è che mi interessi particolarmente, perché avevo già preso tutto il kit su Amazon. Successivamente dietro andiamo a attaccarci il cavo di alimentazione. Beh, vedi, non puoi sbagliare, insomma, perché l'attacco è uno, è obbligatorio. Ovviamente quello il bello, abbiamo l'attacco a 12 volt, ossia quello che attacchi nell'accendisigari. E là,
si è accesa la torcia perché probabilmente avevo schiacciato il bottoncino dietro, ok, che è il primo bottoncino, quindi schiacciamolo e tac, si spegne. Italia, dopo lo proviamo sulle sospensioni ad aria, perché io credo che questo sia un aggeggio indispensabile a chi ha i soffioni o sospensioni ad aria, chiamale come vuoi. Però intanto, per capire, esatto, mi è arrivato il nuovo pallone da basket, perché quello vecchio me l'ha ucciso il CP, Chai in inglese. Quindi in questo caso colleghiamoci l'aghetto che loro ti danno in dotazione, tac, lo infiliamo nel buchino del pallone, che non trovo. Eccolo qua. Ho sempre qualche difficoltà a trovare i buchi, ma poi alla fine li trovo. Tac. Ho quasi un po' di paura, chissà quanta potenza che ciuccia. Comunque proviamo a attaccarlo qua sperando che non faccia saltare qualche fusibile, altrimenti lo attacchiamo davanti nella cabina. Vado, schiaccio, Italia, tieniti duro e curati il pallone come si gonfia, vediamo. Wow, sta gonfiando bene. Certo le luci tengono poco, stanno saltando le luci. Non ci sta mettendo tantissimo per un pallone, fa il suo rumore. Aspetta, mi preparo dopo che non mi sciocchi. Già, aspetta, raddrizziamo così, detto non blocco la fotocamera, sennò poi sembra che faccio i trucchetti. Guarda, è già praticamente gonfio. Stop, mi sembra bene. Un'altra gonfiatina. Oh, hai visto, ragazzo, non ci ha messo niente. No, un'altra gonfiatina forse ci stava. No, anche no. Ui. Bene, di questo sono molto soddisfatto, però tu giustamente mi dirai, beh, vado a prendere una roba così per gonfiare il pallone, me lo gonfio a mano. Ma sì, per carità, giustamente concordo con te. Questa cosa, come ti accennavo, è indispensabile per chi ha le sospensioni ad aria, oppure è anche molto molto utile nei casi di emergenza, cioè per gonfiare, perché si può gonfiare magari anche la ruota della macchina o del camper, però magari il manometro, sono molto carini averlo messo, ma secondo me magari può non essere preciso, quindi gli diamo sì la bella gonfiata, poi arriviamo al primo distributore o quel che è e lì gli diamo la gonfiata precisa su tutte e quattro le gomme. Hai capito? In ogni caso, ora prendiamo una lampadina e andiamo a giocare con le sospensioni ad aria. No, dico prendiamo la lampadina perché oggi è una giornata molto buia, perché c'è un tempaccio. Sì, luce non ce n'è, oggi stava anche nevicando stamattina, poi è iniziato a piovere, è andato via tutto. E ovviamente davanti ho messo gli oscuranti e le tende, insomma, quindi ci aiuteremo con la torcia. Anzi no, fermo Singano, hai le luci da video che non usi mai per i video ma solo per fare i lavori, usale! Perché non trovo le mie cose. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno a te che mi fai il caffè. Andiamo a imbastire. Saremo un po' incriccati perché per le sospensioni ad aria che sono nascoste qua sotto era bene uscire dalla porta guidatore, però facciamo lo stesso. Allora, noi qui siamo a 3,8 su tutte e due. Io direi di sgonfiare completamente quella a destra, visto che ho anche il camper un po' storto, e dopo rigonfiarla. Poi vedi, si potrebbe anche trovare un modo di dargli l'alimentazione, perdona le riprese ma sono veramente accucciato, per dargli l'alimentazione a questo coso qui, tirargli fuori l'alimentazione e attaccarlo diretto
tac, e lasciarlo appoggiato, attaccato da qualche parte. Sarebbe veramente interessante. Allora io vado, deve arrivare a 3,8. Che velocità, guarda. Wow, magari la precisione non è quel granché. Adesso ci fermiamo un attimo, a parte che ti insegna un trucchetto, è una banalità assurda. Tac, vedi, l'ho volutamente caricato un po' di più. Primo perché tanto bici o qualsiasi roba quando stacchi un po' va sempre giù. Seconda cosa, carica sempre per eccesso, poi casomai piano piano, vedi, tac, eccolo qua. Adesso abbiamo le sospensioni uguali. Perfetto Italia, conclusioni. Innanzitutto ho imparato un trucchetto, cioè prima di dire agli altri te lo consiglio o te lo sconsiglio, visto che io l'ho provato, la domanda che è da farsi invece è: lo ricomprerei? Per quanto riguarda l'aspirapolvere direi di no, ma questa è una scelta assolutamente personale, in quanto io ora sono passato a un aspirapolvere da casa col 220, avendo il generatore, un mega pannelli, un bel pacco batterie e tutto quanto. Ho detto ok, passiamo a un aspirapolvere serio, diciamo, sempre portatile, però col 220, non a batterie, una cosa seria che tira molto. Certo, se non avessi avuto la possibilità di avere un aspirapolvere a 220, senza ombra di dubbio avrei scelto questo qui, anche perché ne ho già provati 3 di aspirapolveri a 12 volt e aspirapolveri a batteria, e ti devo dire che questo come potenza per essere un 12 volt è veramente eccezionale. Però appunto per essere un 12 volt, no, ci tengo a risottolinearlo tante volte il discorso del 12 volt, perché sono proprio due potenze abbastanza diverse, insomma. Per quanto riguarda il compressore, sì, però anche qui diciamo a livello personale, perché ho le sospensioni ad aria, capirai che è una comodità pazzesca. Così non devi più andare in un distributore o chissà dove a trovare il compressore per regolartele eccetera. Così le puoi gonfiare e sgonfiare tutte le volte che vuoi, anche semplicemente per livellare il camper, no? Ti fa un po' da cunei, e quindi no, senz'altro, senza ombra di dubbio. Poi già che ci sono, mi è utilissimo per gonfiare il pallone, ma più che altro perché dici, già che è dentro al camper già funzionante, evito di andare fuori, aprire il gavoncino, tirar fuori la pompa, gonfiarlo, rimettere a posto la pompa, richiudere. Hai capito? Anche sotto quell'aspetto è una comodità in più. Non la voglio tirar lunga, però mi metto sempre nei panni degli altri, no? Nelle varie situazioni, le varie domande che possono nascere. Qualcuno mi chiederà: può andare bene per gonfiare i materassini e i canotti? Allora, senz'altro va bene, però secondo me per l'energia che ti ciuccia, ossia il tempo che va, ti conviene il materassino e il canotto gonfiarteli con la pompa normale, insomma, ecco. Se invece per carità hai un camper con tante batterie, servizi eccetera, che te ne frega, lo lasci là mezz'ora, quel che è, andare, e tanto è estate, dice materassino lo uso d'estate. Però bene Italia, spero che questa marchetta ti sia piaciuta. Se non ti è piaciuta, pazienza, vuol dire che te ha problemi di gusto. Eccolo. Vai Figari!